Dalla Sala della Protezione Civile del Veneto, come di consueto al termine della conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Dal 3 giugno prenotazioni aperte per il vaccino a tutti gli over 12 anni, quindi di fatto possibilità di prenotarsi per tutti e i liberi tutti. Posti disponibili però dal 24 giugno e saranno 700.000 fino al 4 agosto, anche se di fatto è necessaria avere la garanzia delle forniture delle dosi di vaccino che rispetto alle previsioni in Veneto sono state ridotte nel primo semestre del 30%. La contrazione minore è stata per Pfizer solo l'11%, di fatto è anche il vaccino più utilizzato, dato che per l'impiego di AstraZeneca e di Johnson & Johnson rimane l'indicazione di somministrarlo soltanto agli over 60. Alla mezzanotte e un istante del 3 di giugno, la Regione Veneto apre le agende per gli over 12 anni. È una popolazione dai 12 anni ai 39 anni, quindi, perché i 40 li abbiamo già fatti, è una popolazione di 1.402.000 veneti, 1.402.000. 116.000 sono già vaccinati perché sono fragili, per la disabilità, perché facevano sport agonistico. Sto parlando di quelli con più di 16 anni ovviamente, no? Perché fino a 16 comunque non venivano vaccinati. Quindi da vaccinare dai 12 ai 39 anni ce ne restano 1.286.000. Io spero essere stato chiaro con i numeri. A me interessa dire che se non abbiamo fatto, come si può dire, spianato tutte le armi che avevamo a disposizione, perché non avevamo munizioni e non ce le abbiamo le munizioni. Vi ho detto prima che ci sono stati forniti il 30% di vaccini in meno. Non è colpa di Figliolo, è colpa dell'Europa, del contratto che non c'è, è dai tempi di Arcuri che ci trasciniamo sta rogna, no?